Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Possiamo stare in piedi per favore? Venire avanti? Possiamo andare avanti? Voi che siete dietro, puoi venire per favore? Vieni, vieni, vieni. Cantiamo insieme, per favore, iniziamo. Primo canto dice: Dio tu sei buono. Amen? Possiamo cantare con gioia? Dio tu sei buono. Amen? Amen. Amen. Buonasera, parlo di nuovo. Buonasera a tutti. Cantiamo: Dio tu sei buono. Amen? Le mani. Tu sei buono, Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. lodare Te. Alleluia. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio tu sei buono. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Cantiamo di nuovo: Dio. Dio tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Genti di ogni Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Possiamo cantare: sei buono tu. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono. L'ultima. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono. Cantiamo: lodare. Lodare te. Posso sentire? Alleluia, alleluia. Lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo Fine. perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei buono tu. Amen. Amen. Aprimi gli occhi del cuore, Signore. Non abbiamo il testo, ma possiamo cantare, è un canto facile. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, è facile, ok? Possiamo cantare insieme? Amen? Le mani. Aprimi gli occhi del cuore.
aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, 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 voglio vederti, Santo, 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 voglio vederti. Possiamo cantare le voci. Santo, 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 tu sei Santo, Santo, tu sei Santo, 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 voglio vederti, voglio vederti, voglio vederti. Hai tu telefonino in mani? Sì? Adesso sappiamo che non c'è il testo, ma io farò una cosa. A volte usiamo il nostro telefonino per tante cose. Io invierò il testo di questa canzone perché è un canto nuovo e abbiamo preparato questo canto, ma io invierò su WhatsApp, ok? Adesso non è per vedere Instagram o Facebook, è per vedere il testo della canzone, capito? Posso inviare? Ok, io invierò in gruppo giovani, perché è un canto nuovo, abbiamo preparato questo canto che è bellissimo, che si chiama Io mi rallegrerò in te, io invierò subito. Giovani, bravo. Sì. Giovani. E adesso Giorgia, ho inviato gruppo genitori, tu puoi inviare di nuovo. Non c'è problema, oggi abbiamo un problema. Ma noi abbiamo il Dio dell'impossibile. Sì, amen. Non riesco, Giorgia, lasciami. Fatto? Ok. Hai visto? Cantiamo, è un canto nuovo, bellissimo. Dice che Dio è il nostro scudo, nostra via, nostro liberatore, nostro rifugio, nostra torre forte, nostro soccorso, un soccorso presente. Amen? Cantiamo. Io ti benedirò, Signore. Io ti benedirò, Signore. Io in te confiderò per sempre. Mi liberò da tutti i miei timori. sulla roccia, Su una roccia lui pose i miei piedi. smosso mai sarò. Smosso mai sarò, e voglio dirti che mio scudo sei, la mia via, la mia parte, il
soccorso viene da te, Signore. Non c'è. Non c'è altro che tu ami. Tu sei tutto ciò. Tu sei tutto ciò che voglio. Io mi rallegrerò. Io mi rallegrerò e voglio dirti che mio scudo sei, la mia via, la mia parte, il liberator, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, il liberator, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te, Signore. Il mio soccorso. Il mio soccorso viene da te, Signore. Possiamo pregare pensando in questo Dio che è un scudo, che è il nostro liberatore. Chiedo a Gaetano di pregare per noi pensando in questo Dio meraviglioso. Io mi rallegrerò in te, Signore. Amen. Sì, caro Padre, grazie di come ci riuniti in questo luogo, grazie di come, oh Padre, possiamo gridare a te che sei il nostro scudo, il nostro soccorso, Padre, che il nemico può tentare qualsiasi via per farci distogliere lo sguardo da te, ma possiamo rifugiarci in te, oh Padre. Ancora, oh Padre, ti prego di benedire questa serata, di benedire la tua parola, oh Padre, di aiutare chi porterà la parola, oh Padre, e di aiutarci a puntare sempre di più gli occhi su di te, oh Padre, che sei l'unica salvezza, l'unica gioia, oh Padre. Tutto questo lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo cantare di nuovo solo la parte del ritornello. Mio scudo sei, La mia via, la mia parte, il liberator, mio rifugio, torre forte. di nuovo. Il mio soccorso viene, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, il liberator, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te, Signore. Mio soccorso. Il mio soccorso viene da te, Signore. Amen. 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 Potete sedervi. Prova. Prova, prova. Prova, prova, grazie. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera al numeroso lato sinistro e ai 3 coraggiosi del lato destro. Grandi ragazzi. Buonasera a chi ci segue da casa. E oggi riflettiamo sarà la prima di 3 riflessioni, di 3 sabati che faremo su un brano molto famoso, molto importante, la Bibbia, Matteo 11, 25 e 30, che vi consiglio di leggere
l'argomento di questa sera è piuttosto chiaro e direi di cominciare subito con una preghiera. Signore, noi ti ringraziamo per questa serata, ti ringraziamo per questa lode, Signore, e ti ringraziamo anche per questo studio, per questa riflessione che possiamo fare assieme. Ti prego, Signore, che tu possa aprire i cuori di tutti noi affinché la tua parola possa entrare e portare molto frutto, Signore, che noi possiamo imparare sempre di più da te e mettere in pratica ciò che impariamo, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Bene, questo brano della Bibbia dice che Dio non si fa vedere ai saggi, alle persone più intelligenti, più ricche, brave, famose. Dio non si fa vedere solo agli Einstein, gli Stephen Hawking, persone di questo genere, persone brillantissime, super intelligenti. Non c'è bisogno di essere il miglior essere umano possibile perché Dio si faccia vedere e per vedere la sua azione nella tua vita. Quindi io inizio subito con una serie di domande per cominciare in modo piccante la serata, diciamo, e ti chiedo: vuoi avere una vita vicina a Dio? Vuoi avere Dio nella tua vita? Vuoi avere il Re dei Re sempre al tuo fianco? Pensa a queste parole mentre facciamo lo studio, mentre facciamo la riflessione dopo. Perché la risposta a questa domanda è: vieni a Lui. Come dice in questo brano Gesù, la risposta è venire a Lui. Era così per gli apostoli, è così per me, è così per te che stai ascoltando. Vieni a Lui quando sei stanco e quando sei schiacciato dalle ansie. Vieni a Lui, tu che sei preoccupato per tante cose, che hai 1000 pensieri per la testa. Chi si è preoccupato per almeno una cosa nell'ultima settimana? Vorrei avere la vita di chi non ha alzato la mano. Chi si è preoccupato per almeno una cosa nelle ultime 24 ore? Alzi la mano chi si è preoccupato di quel computer che sembrava morto fino a 30 secondi fa. Molto bene. Quindi le preoccupazioni sono una cosa nella vita di tutti i giorni che capitano anche nelle chiese e la risposta è sempre venire a Lui, anche quando noi abbiamo paura, anche quando ci sembra di non avere il controllo della nostra vita. Quando noi diciamo: ah sì, che bello, sono all'università, sto per laurearmi, la vita è bella. Poi improvvisamente c'è la notizia: ah sì, non puoi uscire di casa per mesi, non puoi andare di qua, non puoi andare di là, devi indossare la mascherina. Ah, quella cosa che dovevi fare, ora non puoi più farla perché c'è una pandemia. E quindi tutti i piani che avevamo fatto, accartocciati e presi nel cestino. Perché, spoiler, tu non hai nessun controllo della tua vita, o almeno un piccolo controllo, il resto è in mano di Dio. Però, in tutte queste situazioni in cui siamo senza controllo, abbiamo difficoltà e problemi, Gesù vede questa nostra sofferenza. Quando tu hai problemi, Gesù lo vede, Gesù lo sa. Vede le tue ansie, le tue paure e le capisce. In Ebrei 4,15 ci dice la parola che Gesù simpatizza con noi, cioè sa quello che abbiamo provato, perché anche lui è stato tentato, anche lui ha provato emozioni umane. Quindi lui sa che cosa vuol dire avere paura, lui sa che cosa vuol dire essere tentati dalla pigrizia o dalla fame o da qualunque altra cosa. Gesù sa come ti senti e questa frase devi stampartela bene in testa, perché spesso è facile pensare che Gesù sia distante. È anche facile, ancora di più, fingere che Gesù non ci sia davvero. Anche io che faccio magari finta di essere cristiano in una chiesa, vengo qua, lodo, sto in proiezione in scuola domenicale, servo, predico, tutte queste cose, ma magari in realtà non ci credo davvero in Gesù. Lo faccio perché, mi ci ha messo qua mio papà, mia mamma, lo faccio perché sono carine le ragazze della chiesa, per motivazioni di questo genere. Però non è così. La Bibbia dice il contrario, la Bibbia dice che Gesù c'è, che Dio esiste. E quindi mentre stavo riflettendo su questa idea del venite a me, io stavo pensando, voglio cercare dei versetti sul tema, voglio espandere questo tema, che cosa cerco? E quindi Dio mi ha suggerito che cosa buttare dentro Google, perché a volte non è facile trovare le parole chiave giuste da buttare dentro Google. E a me è venuta in mente una ricerca molto particolare e ho cercato versetti per la depressione, versetti per chi è depresso,
vedete una bella scarica di versetti dopo, e sono versetti che vari cristiani hanno pensato a dedicare a chi sta affrontando una delle patologie, uno dei problemi più difficili che l'uomo può provare. E mentre leggevo questi versetti, io mi sono ricordato di una cosa che io per primo lascio un po' da parte, cioè che Gesù è innamorato di te che ascolti, di me, di tutte le persone. Gesù è letteralmente innamorato di noi, un amore che non riusciamo nemmeno a pensare. Sia Antico che Nuovo Testamento sono costellati di versetti in cui Dio dice ti amo. Se ragioni bene su questi versetti, puoi percepire che Gesù ti abbraccia, puoi percepire l'amore che Gesù ha per te. E a me piace molto quest'idea dell'abbraccio, l'idea di Gesù che c'è per noi, che ci stringe, che ha un rapporto umano con noi, da persona a persona. E noi abbiamo dei momenti in cui siamo a tanto così dallo scoppiare, arriva quella persona che ci dà un abbraccio e lì saltiamo, lì ci mettiamo a piangere come fontane, e lì, cos'è successo? E a consolare, a spiegare. Non alzate le mani, non serve, ma a chi è successo questa cosa ha presente a che cosa mi sto riferendo. Quando arriva la persona, come stai? E tu, sì, bene, e poi scoppi in lacrime e gli racconti che stai malissimo. Quel tipo di situazione. Perché quando riceviamo quella parola, quell'abbraccio, quella vicinanza alla persona, noi riceviamo ciò di cui abbiamo più bisogno, cioè amore. E Gesù sa di che cosa tu hai bisogno, Gesù sa dell'amore di cui tu hai bisogno. In Isaia 41,10 c'è scritto: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Se queste non sono parole d'amore, non so che cosa ci siano. Baci Perugina deve chiudere. Questo è quello che Dio ha detto ad Israele, ma vale anche per me e vale anche per te. Noi spesso cantiamo una canzone che dice: sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. E qui, dietro di me, se passano quelli della proiezione, ci saranno una serie di versetti che, mentre li leggete, dovete pensare esattamente quella frase. Io credo a quello che Dio dice di me. Quelle cose lì che ci sono scritte, non le ha scritte un tizio a caso in Medio Oriente 3000 anni fa e noi le prendiamo per buone. Le ha scritte Dio e le ha scritte per te. Per tutte le persone che sono in questa stanza e per tutte le persone del mondo. E noi, come cristiani, dobbiamo credere che quelle parole sono vere. Gesù ti conosce perfettamente. Gesù ti capisce perfettamente e non ti giudica. Lui ti salva, lui ti guarisce, ma non ti giudica. E se pensi non sono degno per andare da Gesù, per chiedergli scusa, per avere un rapporto con lui, ricordati che lui per te è diventato un essere umano. Se pensi, ma Gesù è Dio, cosa gli importa di me? Io sono qua, sono da solo nella mia tristezza, a lui che cosa ne importa di me? Ricordati della croce e della risurrezione. Ricordati che chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, quanto male ti senti per quello che hai fatto, o per quanto brutta è la tua situazione, Gesù è morto e risorto per te. E penso che questo sia un bel pensiero. E a nessuno di noi servono dei rituali strani per parlare con Gesù. Cioè, alla fine non ci serve nulla di particolare per parlare di Gesù, con Gesù. Se gli vuoi parlare questa sera, io ti invito a chiuderti nella tua camera, o in bagno, o in macchina, o tra le coperte, ovunque, e apri a lui il tuo cuore. Come lo faresti con un amico? Avete presente quando parlavamo prima dello scoppiare? Di dire che cosa non va, le cose che vanno male, io sto male, la scuola è così, l'università è così, il lavoro è così, basta, sono stufo, non ce la faccio più. Questo tipo di cose, ma verso Gesù. Chiedi a Gesù di aiutarti, di starti accanto nelle tue sfide, anche le più piccole, perché la parola di Dio dice che a Gesù importa quando perdiamo un capello, quando tu perdi l'autobus a Dio importa, quando il computer della proiezione non va, cosa che mi è rimasta qui, come notate, a Dio importa. Vedete? Adesso funziona. Amen. Quindi, ricordiamoci del versetto che abbiamo visto lo scorso sabato, Giovanni 15,7. La condizione è che noi dimoriamo in Cristo, ma una volta che abbiamo quella condizione,
è che noi possiamo chiedergli qualunque cosa e lui la farà, qualunque. Se hai paura, se stai male, vieni a Cristo, vieni a Gesù. Vieni a Gesù tu che stai male, che soffri. E Gesù ti darà riposo e pace. È una pace che nessun altro ti può dare su questa terra. Gesù è un gentiluomo, mi dissero una volta. Non è uno che viene, ti prende per i capelli e ti trascina. Dai, adesso andiamo in chiesa, adesso leggi la Bibbia, adesso preghi e riconosci che io sono Dio. Non funziona così. Lui bussa alla porta del tuo cuore, dice la Bibbia, e la aspetta. Se lo lasci fuori, lui stai fuori. Se invece lo fai entrare, lui entra nella tua vita. La scelta è in mano tua. Vai da Cristo questa sera stessa. Anche tu che sei credente, anche tu che vieni in chiesa da una vita. Urla a Cristo cosa non va, di che cosa hai bisogno. Cerca il suo abbraccio e il suo amore. E questo ti cambierà la vita, te lo posso assicurare. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per questo studio, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio perché tu ci ami, sei sempre vicino a noi. Nella tua parola, Signore, tu ci dichiari tante volte che sei innamorato di noi, tante volte che ti dimentichi dei nostri sbagli, tante volte che ci stai accanto nei momenti più bui. La tua parola dice che non ci lasci mai, non ci abbandoni mai, Signore, e noi ti ringraziamo per questo. E ti prego, Signore, che se qualcuno in questa stanza ha un problema che non pensa sia risolvibile, ha dei drammi, delle difficoltà, una tristezza, la rabbia, qualunque cosa che la appesantisca, che gli renda difficile la vita, ti prego che, Signore, questa persona lo possa mettere nelle tue mani e che possa cercarti con tutto il suo cuore, Signore, tu possa donargli la tua pace, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Amen. Molto bene, questa è la conclusione della nostra riflessione. Ringrazio chi ci ha seguiti da casa e a chi è qui in presenza seguite il capo del vostro gruppo di riflessione e buona serata.